Buonasera. Quando ha vinto il David ha detto che un film va giudicato per la sua onestà. Per la sua? Onestà. Ah. Secondo lei cos'è che rende un film onesto? La coerenza interna del racconto, l'emozione che mi porto dentro, niente, mi sono emozionato che molti si sono emozionati, che hanno insomma condiviso spesso gli stessi dolori, ecco, sì, questo. Grazie. Teresa, ciao. Ciao. Questo è il premio dato dalla critica cinematografica e in quest'anno qual è stato il commento che hai letto, se li hai letti, più bello che hai ricevuto da parte della critica? Mi è arrivata ho letto per esempio la critica dell'Aspesi su Repubblica che diceva è forte come moglie, è forte come madre, è forte come insomma vicina di casa, insomma diceva una serie di aggettivi bellissimi sulla mia maniera di aver affrontato questo personaggio che mi hanno gasata molto, insomma, che mi hanno toccata, perché lei ha accolto tutta una serie di sfumature all'interno di questo lavoro interpretativo. Tra l'altro questo è un ruolo pieno di sfumature effettivamente, perché appunto come dicevi tu è una madre, però anche una donna, una moglie, e non è relegata in un ruolo solo. Pensi che questa sfaccettatura sia quella che poi abbia permesso al tuo personaggio di arrivare a così tante persone? Assolutamente, assolutamente. Non è stato posto l'accento sull'essere madre, ma sull'essere una donna, moglie, ma una donna che patisce in quel ruolo, per cui hanno apprezzato sia i momenti di allegria di questo, ma anche quelli di grande sofferenza. Sicuramente sono stati tutti molto, come dire, secondo me ha messo d'accordo un po' tutti, è stato, ricordo appunto in America erano tutti molto colpiti da questa immagine della famiglia, no? Di questa grande famiglia e appunto ho avuto la conferma che alla fine appunto il cinema appunto non si tratta di lingue diverse, ma va per immagini, e quando sei un maestro come Paolo Sorrentino lo fai benissimo e quindi va super bene. E di quest'anno che hai girato il mondo, hai incontrato attori, registi, sei stato in posti che magari non ti immaginavi neanche quando ti trovavi sul set, qual è l'incontro che ti ha stupito di più umanamente? Direi tanti incontri, però forse nello specifico, che non è per forza migliore o peggiore, sono stati tutti meravigliosi davvero. Io direi l'incontro con Julia Schnabel, è stato davvero davvero un bel momento. Sì. No, allora secondo me rende importante appunto la cosa che se la prossima volta un regista magari agli albori scrive un film e gli viene in mente di prendere me, siccome ho vinto un premio allora avrebbe più possibilità di essere finanziato. E questa è una cosa un sacco bella che mi dà anche un pochino più di responsabilità, no? Cioè magari di accettare magari un progetto per sostenere un giovane regista, quindi questo è molto molto bello. Poi i premi sono un pochino, capito, è come il karaoke, è sempre come un po' andare a fare la cacca, cioè per quanto io possa avere un contegno comunque è una cosa imbarazzante, perché ti smuove secondo me delle fragilità, no? E quindi magari esageri oppure la spari grosso, però credo che negli occhi è come quando il karaoke. È imbarazzante per me guardare qualcuno che fa il karaoke, come guardano che fa la cacca, e così ricevere un premio. Degli altri film candidati ce n'è qualcuno che hai amato particolarmente? Beh, tutti assolutamente, no, guarda, viva davvero il cinema, viva, quando mi domandano con quale regista vorresti lavorare, tutti, cioè, perché magari se in quel momento succede un incontro con quel regista vuol dire che noi due come artisti ci dovevamo incontrare. Io già quando fui scelto in realtà per interpretare questo ruolo in questo film così urgente, così importante, attuale, già ero strafelice e grato alla vita. Oggi ricevere un premio per un film del genere mi riempie di gioia, perché
mi auguro che questo film veramente possa arrivare a tutte le generazioni, che i bambini vengano guidati nella visione e nella comprensione dell'importanza diciamo, per ciascun individuo di realizzare la propria unicità e la propria libertà, che non si può negare a nessuno. Hai sentito Filippo Timi? Vi siete sentiti? Ho scritto a Filippo Timi, ho scritto io, anche lui è troppo orgoglioso, ancora si sente tradito dal ruolo. Sì, l'ho sentito, siamo felici. Sono assolutamente d'accordo, un grande premio, ma prima di tutto un premio, già vabbè. Sì, condivido sul discorso della storia, condivido sul discorso del fatto che forse è necessario, anche se siamo in un momento in cui siamo infarciti di avvenimenti molto importanti che possono foraggiare il cinema, appunto fatti di cronaca, biopic, forse tornare alla scrittura può rappresentare qualcosa di molto bello, di molto affascinante, molto interessante, di molto attraente per il pubblico, che comunque va al cinema per essere sorpreso. Ovviamente interviene anche la regia, tantissime altre cose che possono intervenire con una storia, non solo la storia in sé. Però secondo me partire da una storia originale ci consente di metterci a sedere nei cinema senza sapere assolutamente nulla del film, e questo secondo me è brillante, almeno per me è molto bello. Il nastro per il miglior cameo dell'anno, ma lo sogna un film tutto suo da protagonista? Ma no, nel senso non sono molto progettuale, sicché a questa età si prendono le occasioni che arrivano, perché c'è uno scarto che potrebbero essere, sono sempre meno, e quindi no, francamente ho letto dei copioni che mi hanno proposto, eccetera eccetera, ma non sono una che dice ora voglio il film mio, no, insomma, se accade bene, se non accade. Tommaso, credi che Nostalgia possa essere definito anche una sorta di western nel rapporto tra il tuo personaggio? Ha queste caratteristiche, sì, è vero, ma il western probabilmente è un genere che comprende tantissime cose, l'amicizia maschile, e qui ce n'è, e quindi dicendo western, per quanto possa essere semplificante, ma comprende tante cose, sì, comprende anche sentimenti, se vuoi, duri, no? Duri, ma nel senso come potevano essere dei western che tutti conosciamo, insomma. Se penso ai due personaggi, protagonista e antagonista, sì, ma io da napoletano non lo voglio pensare. E perché? Perché questa mi porta sempre poi a un certo punto a conoscere fuori la pistola. Qua non le vediamo, sentiamo un colpo. E io le pistole le voglio vedere più, faccio fatica, anche se sono stato un interprete e vivo di quella materia. E quindi Nostalgia non lo merita questo disegno, secondo me. E tra l'altro tu torni a collaborare con Martone, che racconta Napoli in maniera meravigliosa. Credi che anche nell'ultimo anno con Sorrentino, appunto con Martone, Napoli abbia avuto un momento meraviglioso nelle arti, nel cinema? Dobbiamo ringraziare secondo me Martone e tutti i registi che stanno lavorando affinché Napoli diventi veramente la Napoli che merita, perché Napoli non è soltanto cambio Napoli è produzione di talenti, viva, è una città viva, una città bella, con i suoi problemi. Infatti credo che poi il disegno di Mario rispetto proprio al viaggio che si compie nella sanità è anche questo. Molti hanno discusso del finale, e quella è la crudeltà di Napoli. Secondo me quello è Napoli, ma non è quell'atto. È l'immondizia che non viene raccolta, è gli spari sotto i balconi, è lo spacciatore, ma così come in ogni città fondamentalmente, credo questo. E poi Napoli sta vivendo un momento bellissimo, quindi in silenzio, siamo buoni, ce lo godiamo e continuiamo a lavorare. Grazie Napoli. mille. Ma sai, alla fine è uno di quei lavori in cui c'è un confine labile tra quello che arriva a me e quello che è invece il giusto affetto per il protagonista del documentario, che è Proietti, quindi francamente ho preferito fare in tutti questi mesi un passo indietro e lasciare che i
che tutto il tributo fosse per il maestro. Questa sera ci sono moltissimi film che sono stati candidati ed è un'annata del cinema bellissima a mio avviso. Tra i film candidati c'è qualcuno che hai amato particolarmente? Beh, il film di Paolo Sorrentino è stata la mano di Dio, che mi è piaciuto moltissimo e credo che abbia meritato ampiamente tutti i riconoscimenti che gli sono piovuti addosso. Ti rivedremo presto davanti o dietro la macchina da presa? Tutte e due, sia davanti che dietro. C'è qualche film che ho fatto come attore, qualche film che ho già girato come regista, qualcuno che sto girando, quindi insomma tutte e due. Mi inorgoglisce personalmente perché insomma non è facile con un film così piccolo raggiungere dei traguardi così importanti, e il fatto che la motivazione sia proprio essere un film piccolo, indipendente e giovane mi inorgoglisce veramente tanto. Sì, anche per me, perché questo dà valore al lavoro di tutti ed è la cosa più bella. Tu hai avuto anche una candidatura come miglior attrice, oltre che ai David e qui ai Nastri. Cosa speri per il futuro? Spero di continuare a lavorare con la stessa passione e libertà e di scegliere progetti che danno valore ai ruoli femminili. Sì, è vero, è così, perché lo faccio da sempre, al di là di questi due film cerco di fare sempre per il pubblico. Penso che il cinema vada fatto penso che sia naturale, penso che sia, come dire, la funzione naturale del film, quella di incontrare le persone anche diverse da te, cioè da me che faccio il regista e ho la mia testa, la mia mentalità, eccetera. Io spero di incontrare le persone che la pensano invece anche in maniera molto diversa dalla mia. È stato un viaggio da sognatrice, perché insomma da Berlino appunto ad essere qui è un grande traguardo, insomma stiamo camminando ed è un cammino sempre in discesa, no? Con un panorama eccezionale appunto qui, e mi auguro che possa andare sempre così, soprattutto insomma per noi giovani attori che abbiamo voglia di emanciparci, di entrare in questo mondo fantastico, ecco, quindi ci aspettiamo il meglio, speriamo insomma. Che cosa ti aspetta dopo questo film? Quali sono i tuoi progetti? Spero di continuare, perché effettivamente è entrata in questo mondo e spero di rimanerci, ovviamente con i piedi a terra e la testa alta, però insomma sarebbe il mio sogno continuare, sicuramente. Hai avuto modo di confrontarti con il pubblico, di avere a che fare appunto con chi poi il film l'ha visto e ti ha detto quello che ha provato? Sì, in realtà noi abbiamo poi tenuto tanti dibattiti con il pubblico, dove abbiamo presentato il film in diversi posti, che grazie al cielo insomma è piaciuto, il messaggio sembra sia arrivato, quindi meglio di così insomma non poteva andare, ecco. Grazie. Una storia meravigliosa, Martone, Napoli, la sanità, un personaggio che non avevo mai fatto e la possibilità di fare un viaggio di sola andata che ancora sta continuando e che non mi immaginavo potesse essere però così invasivo e immersivo, per cui sono felicissimo di averlo fatto, ma non devo dirti la verità, non è che ci ho pensato molto quando Martone mi ha presentato la possibilità di farlo, cioè, ero talmente curioso del libro, di lavorare con lui, mi sono fatto solo felice di conoscerlo. Il mio rapporto con la critica, ma che devo dire, no? Non so che dire, si spera sempre che le critiche siano positive, spesso si rimane delusi, ma poi dopo si va avanti, no? Anche se ci sono delle critiche malevole. Devo dire, io non è che ne abbia ricevute così tante, però è capitato. Quando succede, per lì è un po' destabilizzante, si tende, anzi c'è una parte di noi che tende a dare ragione a quelli che ci demoliscono e poi si supera.